Progettare i prossimi 100 anni di Porto Marghera, a questo servono le celebrazioni per il secolo del polo industriale più ampio d'Europa. A dirlo il sindaco di Venezia, nonché presidente del comitato scientifico del programma di eventi ideati, Luigi Brugnaro. Momenti di discussione, oltre che di ricordo, storia che si fa sintesi per una visione di sviluppo e rilancio di un'area strategica collante per la città metropolitana che è sempre esistita nel suo essere in connessione stretta con Venezia. Logistica, economia circolare, Green Industry con una chimica verde, tanto che prima della conferenza Brugnaro si è incontrato con i rappresentanti di Eni, presenza ancora forte al petrolchimico. Attenzione poi al terziario e al manifatturiero 4.0. I prodotti oggi evidenziato Brugnaro sono composti da pezzi che si assemblano. 3 grandi gambe di Porto Marghera del futuro: portualità, industria e terziario. Che cos'è per lei Porto Marghera? Andando a recuperare la storia, no? La storia di un petrolchimico, la storia di tanto inquinamento, la torre Vinyls che cade, è un po' la fine di un'era, l'inizio di una nuova era. No, io Porto Marghera me la voglio ricordare quando ero piccolo. Io Porto Marghera l'ho proprio vissuta nel mio cuore, per cui Porto Marghera è un luogo dove le persone lavoravano, hanno costruito una famiglia, si sono guadagnate la loro dignità col lavoro. Purtroppo poi ci siamo accorti che si moriva anche di inquinamento, di vecchi impianti che erano obsoleti, sono stati tolti, sono stati cambiati, ma la ristrutturazione degli impianti, anche la demolizione è positiva se poi abbiamo un progetto di rilancio, evidentemente, però non ci si può attaccare la ciminiera perché non deve venire giù sì, cioè le cose che devono essere modernizzate vanno modernizzate, però c'è tanto cuore a Porto Marghera, c'è 100 anni di storia umana e personale di migliaia, decine di migliaia di persone, non possono essere lasciate indifferenti le persone. Io ci sono vissuto con Porto Marghera. Le poesie di suo padre? No, la mia vita, cioè la mia vita, quella dei miei amici, di tanti di voi penso anche che hanno vissuto direttamente o indirettamente con Porto Marghera, per cui noi abbiamo bisogno di dare grande rispetto a Porto Marghera. Porto Marghera è Venezia e come sia Venezia. Porto Marghera deve essere simbolo di quel cuore, di quel coraggio che comunque i pionieri ebbero all'inizio del Novecento, anche se magari sbagliarono il sito, avviarono comunque uno sviluppo industriale, evidenzia Brugnaro, anche se all'epoca gli impianti erano quello che erano, la tecnologia non esisteva. Oggi si può fare industria coniugata alla salvaguardia dell'ambiente. Un invito infine ai giovani a riappropriarsi di questa occasione di sviluppo e un monito a chi invece in laguna pensa di essere in un parco giochi. I tuffi dai ponti della città si ripetono, ma non la passeranno liscia, assicura il primo cittadino. Potrebbe essere a Venezia un esempio, senza tanto nascondersi, di lotta e di educazione a un comportamento civico che deve essere di tutti. Non ci sono né razze, né religioni, né culture diverse. Se uno si comporta male faremo un minimo di decalogo su un centro abitato che ha una serie di regole speciali, perché noi nei canali ci giriamo con le barche, sono trasporti, cioè se uno si butta, come è successo l'altro giorno, sopra una barca, vi do un'altra notizia, anche stanotte ne abbiamo beccato un altro, si sono buttati dal ponte di Rialto a mezzanotte e mezzo, preso anche questo qui invece era argentino, adesso anche lui lo denunceremo e gli chiederemo danni, cioè dico però non può diventare il luogo dove la gente viene a fare le bravate.